Ciao a tutti da Generazione Non Stop, naturalmente da Salvo B. Ha fatto già 2 fiction importanti. Una qual è? Non me lo ricordo. 100 vetrine. E l'altra è Agrodolce. Bellissimo. Qual è la tua fiction preferita? 100 vetrine sicuramente, tutti i giorni. Che ci dici di David? Una bella serata, poi un bel ragazzo. È un bel ragazzo. GR Management, Gianluca Russotti, appunto, è colui insomma che porta dei personaggi di appunto 100 vetrine, chi più ne ha più ne mette, insomma, in giro per la Sicilia e non solo. Bello, è bellissimo. Sbaglio o stiamo vedendo? Sbaglio, stiamo vedendo un. Ti è piaciuto? Tantissimo. Tra un po' vi farò vedere anche il mio, mi sa. Onoratissimo e felicissimo di essere qui con David. Ciao caro. Come va? Tutto bene? Viaggio? Tutto a posto, alla grande. Tutto a posto. Grande accoglienza e grazie a tutti davvero. 100 vetrine quanto dura ancora? Il mio personaggio ancora ci sarà per un bel po' di tempo. Succederanno tante cose da ora in poi, ancora tante storie, vicende, vicissitudini, perciò sono da seguire perché appassionerà sempre di più. Mentre su Agrodolce? Agrodolce abbiamo ripreso a girarlo da fine ottobre, cioè dopo uno stop di 15-16 mesi più o meno. A breve ci saranno i nuovi episodi con nuove storie, tanti personaggi nuovi, tante cose sempre sorprese. Insomma, io ho saputo che state registrando anche qualche puntata anche in giro per la Sicilia, perché diciamo che gli studi si trovano a Termini Imerese, poco fuori Palermo, però la regione, per valorizzare il territorio siciliano, vuole appunto girare la serie non solo a Termini Imerese e dintorni, ma nelle varie province siciliane, perciò Siracusa, Catania, Trapani, siamo andati nelle Isole Eolie, insomma si gira per valorizzare tutto il territorio siciliano, che è stupendo, favoloso. Approfitti per vedere la nostra bella Sicilia, insomma. Fidanzato? No, mai. Mai. Un saluto a Generazione Non Stop. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.